In questi giorni c'è una proposta veneta di legge per proibire i social ai minori di 14 anni. Io sono d'accordo e vi spiego perché. Perché gli adolescenti non hanno ancora un cervello adatto per utilizzare questo tipo di strumenti. È come se loro avessero una macchina con un acceleratore molto sensibile, ma non hanno i freni per fermare questa macchina. Infatti il cervello degli adolescenti è molto sensibile agli stimoli di appagamento. Quando tu guardi il social hai un senso di appagamento e questo instaura un meccanismo di dipendenza. Noi dobbiamo in questo momento educare gli adulti, che anche gli adulti sono vittima di questo meccanismo della ricompensa. Il ripetere delle azioni porta a voler sempre di più. I ragazzi stanno incollati anche per ore e ore. Un altro tema è quello di saper distinguere e discriminare. Il cervello degli adolescenti fino a 14 anni non ha il pensiero ipotetico deduttivo, quindi la capacità di ragionare sulle cose che osservano e quindi loro stessi sono preda di tutto quello che sentono senza un ragionamento critico. Quindi ben venga la proposta di Alberto Stefani che prevede vietare l'uso dei social, ma poi dobbiamo fare un lavoro con i genitori e con tutti gli educatori per educare, perché noi poi dobbiamo preparare i ragazzi a questo mondo.